Arrestato per tentato omicidio un 50enne a Mestre, accusato di un accoltellamento in un bar di via Bissuola che ha provocato lesioni permanenti ad un tunisino. Tra spaccio di droga e prostituzione, la criminalità è ancora un problema in via Piave, dove decine di volontari sono impegnati in un'associazione che tenta di offrire un'alternativa al quartiere. 74enne investita sulle strisce in via Castellana, si frattura entrambe le braccia. L'incidente il 4 gennaio, poche ore dopo, quello ha costato la vita ad una studentessa di 29 anni. Nuovo test di prova per il Mose, martedì si solleveranno tutte le barriere di San Nicolò del Lido. Il Consorzio Venezia Nuova pronto a presentare il piano per l'operatività in condizioni estreme. Nuovo allarme dei residenti di Pellestrina dopo l'acqua grande del 12 novembre, ci sono danni strutturali alla riva e i rimborsi promessi alle famiglie sono molto inferiori alle esigenze. Alle elezioni a Quarto-d'Alpino manca un anno e mezzo, ma c'è già una candidatura a sindaco. Caterina Pagnin annuncia un progetto condiviso con i cittadini, l'appoggio del PD. Il Movimento 5 Stelle dice no alla proroga di un anno a Paolo Baratta alla guida della Biennale. Ora la questione torna al ministro Franceschini, decisione entro fine febbraio. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque la cronaca in primo piano, arrestato per tentato omicidio un 50enne pluripregiudicato italiano, è accusato di essere l'autore di un accoltellamento che ha provocato lesioni permanenti ad un tunisino in un bar di via Bissuola a Mestre. L'accusa che gli ha fatto varcare le porte del carcere di Venezia è grave, tentato omicidio. Era il 19 settembre quando, al termine di una violenta lite all'interno di un bar di via Bissuola, un uomo aveva colpito al collo con un'arma da taglio un tunisino, provocandogli una lunga e profonda ferita ed una lesione alla mandibola che poi si è rivelata permanente. Quella sera l'aggressore era riuscito a fuggire, nulla ha potuto invece di fronte all'operazione degli agenti del commissariato di Mestre, scattata all'alba e conclusa rapidamente nonostante la pericolosità dell'arrestato. In manette è finito un 50enne italiano con numerosi precedenti per atti persecutori, rissa e danneggiamento, oltre a condanne per resistenza e violenza pubblica ufficiale, rapina, lesioni personali e anche omicidio. La polizia è arrivata alla sua identificazione al termine di un'indagine elaborata che ha portato il GIP del Tribunale di Venezia ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. Giovedì mattina l'uomo, dopo essere stato rintracciato dai poliziotti del commissariato di Mestre, è stato arrestato e condotto in carcere a Venezia. Tra spaccio di droga e prostituzione, la criminalità continua ad essere il primo problema di via Piave, dove decine di volontari sono impegnati da anni in un'associazione che tenta di offrire un'alternativa al quartiere. Il problema è che via Piave è la zona dell'acquisto della merce, quindi fin tanto che arrivano gli acquirenti, i compratori della droga, è chiaro chi ce l'ha viene qui. Attiva sul campo da diversi anni, l'associazione Gruppo di Lavoro Via Piave è formata da tanti residenti disposti a sacrificare parte del proprio tempo per migliorare la vivibilità di una zona di Mestre troppo spesso al centro della cronaca. Occupano incomodato d'uso un negozio sfitto e collaborano con le forze dell'ordine per cercare di limitare e contenere fenomeni di illegalità. La presenza delle forze dell'ordine è notevole, svolge il suo servizio qua nella via. Di fatto ha spostato il modo, l'arroganza che avevano prima, soprattutto da parte degli spacciatori. Ecco, però rimane esattamente come prima. Dove l'ha spostata? Si è spostata nelle vie limitrofe, ma in parte è ancora qui, ancora in questo parco, in questa via. Dal loro osservatorio sul campo, i volontari del gruppo di lavoro di Via Piave hanno pochi dubbi. Quello che arriva periodicamente ad acquistare stupefacenti è quasi uno spaccato rappresentativo della nostra società, profondamente vario per età e classi sociali. Bisognerebbe potenziare quei servizi che c'erano prima di riduzione del danno e anche sulla prostituzione, nel senso che erano servizi che non si vedevano, che però lavoravano nel territorio per spostare o almeno tamponare quella che era la presenza dei tossici e degli spacciatori, e così sulla prostituzione. Proprio questo genere di attività si inquadrerebbe nell'opera dei volontari del gruppo di lavoro, che anche in collaborazione con altre associazioni offrono un'alternativa al quartiere. In 2 anni abbiamo presentato 52 libri con gli autori, facciamo delle attività con bambini piccoli, di musicoterapia,
incontri con le mamme. E inoltre come associazione noi gestiamo una scuola di italiano per stranieri in via Sernaglia. La prognosi è pesante, ma sarebbe potuta andare anche peggio. Alla 74enne investita mentre attraversava via Castellana sulle strisce all'altezza dell'intersezione con via Ciardi. La donna, che in seguito alla caduta si è rotta il setto nasale, ha istintivamente tentato di proteggersi con le braccia, fratturandosele entrambi. Successivamente l'investitore si è costituito e ha ammesso le sue responsabilità agli agenti della polizia locale. È un 78enne residente in comune di Venezia. L'incidente si è verificato il 4 gennaio, poche ore dopo l'investimento costato la vita ad una studentessa di 29 anni in viale Vespucci. Nuovi test di prova per il Mose. Martedì prossimo si solleveranno tutte le barriere di San Nicolò del Lido. Le 20 paratoie del Mose della bocca di porto di San Nicolò del Lido si solleveranno contemporaneamente dalle 8 alle 16 di martedì e del 3 marzo. Le prove del sistema di dighe mobili che dovrà difendere Venezia dall'alta marea proseguono in un clima vivacizzato dal dibattito tecnico e politico apertosi all'indomani dell'annuncio del sindaco Luigi Brugnaro di un Mose che dalla prossima estate sarà già pronto ad agire in caso d'emergenza. Il professore emerito di idraulica all'Università di Padova Luigi Dal Paos ha giudicato poco significative delle prove di sollevamento condotte in condizioni di marea tranquilla. Il Consorzio Venezia Nuova presenterà la settimana prossima un piano di emergenza per l'operatività del sistema di dighe mobili in condizioni estreme. Intanto la Capitaneria di Porto ha emesso un'ordinanza che interdice la navigazione alla bocca di porto di San Nicolò durante le prove. Il passaggio sarà consentito attraverso la bocca di porto di Treporti e il canale retro l'isola artificiale. Proprio a Treporti si trovano le barriere del Mose che, dopo essere rimaste immerse in acqua da anni, necessiterebbero di maggiore manutenzione. Una questione ancora sospesa al TAR, che dovrà esprimersi sull'aggiudicazione dell'appalto di manutenzione da 18 milioni di euro, al momento assegnato provvisoriamente ad un'impresa di Pordenone, ma sulla quale pendono ricorsi contro l'esclusione da parte di altre aziende partecipanti. Ed ora parliamo del nuovo allarme dei residenti di Pellestrina dopo l'acqua granda del 12 novembre, rilevati dei danni strutturali alla riva evidenziati anche da alcuni video e anche i rimborsi promessi alle famiglie che hanno avuto la loro casa allagata sono di molto inferiori alle reali esigenze. Danni strutturali alla banchina di Pellestrina, dove sono ben visibili cedimenti e fessurazioni su cui occorre intervenire. È questa la preoccupazione, documentata anche in alcuni video, segnalata dagli abitanti dopo l'alta marea straordinaria che si è ripetuta più volte nel mese di novembre. Vorrei chiedere all'amministrazione comunale di avere più visione, più contatto con i cittadini del Pellestrina, con i problemi che noi abbiamo. Mostriamo direttamente quello che sta succedendo nel nostro territorio, cioè i cedimenti strutturali di tutta la banchina, quindi filtrazioni. E poi quello che vogliamo chiedere anche all'amministrazione comunale è di cercare di coinvolgere il Consorzio Venezia Nuova, che è il promotore di tutto questo progetto, di alzare di 3-4 pietre, quindi sui 30-40 cm. Chiesto un intervento urgente. Dopo 1,60 m l'acqua strarippa da queste parti, quindi le pompe non vanno più in funzione e quindi non servono più. Quindi abbiamo visto che la struttura del nostro territorio sta piano piano cedendo e quindi di mettere a posto le nostre rive. Anche per quanto riguarda i rimborsi promessi dallo Stato, 5.000 euro sono di molto inferiori alle richieste di ogni famiglia danneggiata. 5.000 euro per ogni famiglia, ma 5.000 euro non servono, cioè sono pochi per noi, perché 5.000 euro è solo una cucina che ti vai a prendere, poi elettrodomestici eccetera, si supera i 7-8.000 euro con solo la cucina. Se mettiamo anche la camera o il bagno superiamo di lunga. I carabinieri di Mira hanno arrestato una 32enne di origini moldave con precedenti penali, condannata per furto aggravato commesso in Germania nel febbraio 2019. Nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di cattura con valenza in tutto il continente. La donna è stata rinchiusa nel carcere La Giudecca a disposizione dell'autorità giudiziaria tedesca. Autonomia, il ministro Boccia ribadisce, testo pronto, discuta il Parlamento, ma resta lo spettro del congelamento fino
a dopo le elezioni in Emilia. La proposta di legge sulle autonomie è pronta, è sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Ho fatto già 2 informative e ho raccolto i suggerimenti di tutti i gruppi parlamentari. Lui, il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, continua a ribadire il concetto e lo ha fatto anche oggi a Barletta in un incontro istituzionale. Ora è giusto che il provvedimento vada all'esame del Parlamento, ha detto, poi lì ognuno farà quello che deve. D'altronde c'è da allontanare lo spettro ormai concreto di un nuovo pantano. La legge quadro è lì, pronta dal 28 novembre, ma quando andrà in discussione e soprattutto come è da vedere. E cosa ne uscirà è un altro paio di maniche, perché potrebbe non essere accettato dal Veneto se non ci sarà quanto richiesto. Tra quei suggerimenti raccolti ci sono anche quelli di Movimento 5 Stelle e Italia Viva, che proprio a cavallo tra il 2019 e il 2020 hanno riattivato il freno a mano. Di fronte anche lo spettro del voto in Emilia, che sembra aver congelato tutto, dossier autonomia in primis. Tira e molla che a Palazzo Balbi conoscono da troppo tempo, ma negli ultimi giorni il governatore Zaia ha mantenuto un ottimismo che sa di realismo. Comunque è un tema che non può più essere abbandonato, visto e considerato che noi le attività preparatorie le abbiamo fatte tutte. L'azione è partita, è endemica e il governo non può che accettare questa proposta. Concetto ribadito più volte, con questo o con un altro governo l'autonomia si dovrà fare inevitabilmente, anche se il calendario segna 811 giorni dal voto del plebiscito dei Veneti. Il 15 gennaio, ha aggiunto oggi Boccia, c'è la prima conferenza Stato-Regioni dell'anno e ho chiesto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di essere presente e di lanciare la prima conferenza del 2020, perché quest'anno ricorre il 50° anniversario delle Regioni. Attuare l'autonomia nel mezzo secolo, ha concluso Boccia, penso sia un segnale importante, anche perché con le Regioni che hanno sostenuto unanimemente questo percorso io vorrei discutere dei prossimi 50 anni e non solo celebrare i 50 che abbiamo alle spalle. Mondo dell'infanzia, in arrivo in Veneto quasi 20 milioni di fondi statali per nidi e materne paritarie, ma la Regione Veneto paga quasi il doppio dello Stato. Scuole materne paritarie e nidi, una boccata d'ossigeno grazie ai fondi che lo Stato stanzia dopo la ratifica della Regione Veneto sull'intesa Stato-Regioni sul piano di azione pluriennale per il sistema integrato di educazione per i piccoli da 0 a 6 anni. Vale a dire che i comuni veneti riceveranno complessivi 18 milioni e 900 mila euro di fondi statali per sostenere la gestione di 793 nidi, 1109 scuole materne frequentate nel territorio veneto da un esercito di oltre 199 mila bambini, ma la cifra aumenta se si tiene conto del contributo della Regione Veneto proprio per quella fascia d'età. Si vanno ad aggiungere i 34 milioni che come Regione Veneto abbiamo già erogato nel 2019. Una linfa importante perché sappiamo quanto importante siano queste scuole nel nostro territorio e quanto fondamentali, visto che il Veneto ha questa specificità e questa particolarità che abbiamo cercato in tutti i modi di far capire a livello nazionale, e anche con il processo dell'autonomia abbiamo insistito su questa cosa, che le scuole materne e gli asili nidi non sono statali o pubbliche come invece nel resto d'Italia, ma qui invece arrivano appunto da quelli che erano gli asili o le scuole materne parrocchiali e poi diventate appunto paritarie. Il Veneto, lo ricordiamo, è stata l'unica realtà in Italia che a Roma ha rappresentato la propria regione ai tavoli d'intesa sul sistema educativo integrato per l'infanzia e al tempo stesso l'unica regione che finanzia con risorse proprie la gestione di queste scuole, con più del doppio di quanto paghi in effetti lo Stato. L'intesa prevede infatti un cofinanziamento almeno del 30% delle risorse assicurate dallo Stato. In questo caso la regione si fa carico del 60% del contributo pubblico a nidi e materne, mentre la quota a fondo nazionale sta al 40%. Tenendo conto del contributo regionale, il sostegno pubblico del sistema educativo e di istruzione paritaria a bambini 0-6 anni ammonta a quasi 58 milioni di euro. La Regione Veneto ha dato l'ok per la messa all'asta di una trentina di immobili di proprietà dell'ULSS 3. Gli introiti che deriveranno dalle vendite verranno investiti nella sanità veneziana, assicura il direttore generale Dal Ben. Il nostro obiettivo è questo, poter realizzare da queste vendite che appunto stiamo facendo delle risorse economiche importanti per destinare appunto alla sanità veneziana.
L'ULSS 3 ha ben chiaro l'obiettivo da raggiungere con gli introiti che arriveranno dalla vendita di 32 beni immobiliari di sua proprietà, dopo che la Regione Veneto ha dato il via libera alla messa all'asta degli edifici per un valore complessivo di oltre 13 milioni di euro. L'ok della Giunta è un passo in avanti nel lungo percorso intrapreso dall'azienda sanitaria veneziana di dismissione del suo patrimonio immobiliare. Noi non siamo degli immobiliaristi, quindi non siamo bravi a gestire questo patrimonio dal punto di vista del reddito in quanto tale, quindi riteniamo che sia giusto venderlo in maniera tale da poter utilizzare l'introito per quelli che sono la nostra mission, che è quella di curare la gente, quindi investire in tecnologia, investire in ampliamenti strutturali. Tanti progetti al momento ancora chiusi in un cassetto che l'ULSS 3 è pronta a realizzare sia in ambito strutturale che tecnologico con il ricavato delle vendite. Progetti che riguardano il civile di Venezia in particolare e che vogliono appunto puntare alla messa a norma antisismica, antincendio di quell'ospedale che ha necessità importanti da questo punto di vista. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Siamo alla politica, alle elezioni, a Quarto d'Altino manca un anno e mezzo, ma c'è già una candidatura a sindaco, è quella di Caterina Pagnin, che annuncia un progetto condiviso con i cittadini da comporre in uno spazio maggiore del periodo di campagna elettorale. 35 anni, laureata in scienze internazionali e diplomatiche all'Università di Padova, da sempre attiva sul territorio e tra gli ideatori della prima esperienza di progettazione partecipata dal basso quartiere sociale a Quarto d'Altino, Caterina Pagnin presenta la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni. Crediamo fortemente che per proporre un progetto serio sul territorio concreto serva tempo e serva comunicare e condividere questo progetto con i cittadini. Quindi ci sarà molta attività di ascolto anche sul territorio. Assolutamente, questa è imprescindibile per includere tutte quelle che sono le energie positive che si muovono all'interno del territorio, che gli danno vita. Una scelta condivisa unanimemente dall'Assemblea degli iscritti al Partito Democratico di Quarto d'Altino. Volevamo fare qualcosa di diverso e provare a vincere in una maniera diversa, e quindi attraverso persone nuove abbiamo detto: manca un anno e mezzo, è tanto, però provare a fare qualcosa di nuovo, portare una cultura nuova a Quarto d'Altino, che in questo momento è ferma, e invece noi vorremmo che Quarto d'Altino diventasse una punta di diamante della provincia di Venezia. Quello di oggi è, secondo Caterina Pagnin, l'inizio di un percorso lungo rivolto alla valorizzazione del territorio e all'elevazione della qualità della vita di ogni singolo cittadino. Al primo posto mettiamo la valorizzazione dei beni comuni, tra cui il Museo Archeologico di Altino e la laguna e il Parco del Sile. Sicuramente questi sono elementi importantissimi. L'attenzione ambientale per il sociale. Quello che vogliamo sicuramente riportare è anche un'attenzione sul piano culturale. Il Movimento 5 Stelle ha detto no alla proposta di proroga di un anno a Paolo Baratta alla guida della Biennale. Ora la questione torna in mano al Ministro ai Beni Culturali Dario Franceschini, che era tra i più convinti sostenitori del presidente uscente. Decisione entro fine febbraio. Si complica la strada verso la riconferma del presidente Paolo Baratta alla guida della Biennale di Venezia. Il Movimento 5 Stelle ha infatti bocciato in Parlamento la proposta di proroga di un anno avanzata dal Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, tra i principali fautori della riconferma del presidente uscente. Ora la questione delicata torna in mano alle commissioni parlamentari. I candidati alla successione alla guida dell'importante istituzione culturale veneziana di certo non mancano, ma questa posizione stride non poco con le indicazioni degli enti locali, che avevano espresso più volte apprezzamento al lavoro di Baratta, chiedendone più o meno esplicitamente una conferma. Baratta ha già fatto 4 mandati ai vertici della Biennale, dove è arrivato per la prima volta nel 1997-98. Ora il Consiglio di amministrazione rimarrà in carica solo per l'ordinaria amministrazione, come previsto per legge, fino ad un massimo di 45 giorni dalla scadenza di mandato naturale prevista il 20 gennaio.
Una decisione definitiva perciò è attesa entro il 26 febbraio e il Toto Nomine impazza. Campionessa infinita che ha saputo emozionare e sorprendere ed essere di esempio per tutti come atleta e come donna, distinguendosi per l'impegno, la dedizione e la capacità di risollevarsi e che l'ha portata ad imporsi a livello mondiale. La motivazione con cui è stato assegnato oggi a Federica Pellegrini il premio Leone del Veneto voluto dal Consiglio regionale per onorare i cittadini veneti o di origine veneta che si sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, della finanza in attività professionali, sociali e umanitarie. Oggi in verità, ha proseguito Ciambetti, è tutto il Veneto che si stringe in emozione e ammirazione attorno alla sua campionessa. Federica Pellegrini è la prima donna a ricevere in assoluto questo riconoscimento. Penso che con il premio a Federica si inauguri una nuova stagione che vedrà protagoniste molte donne in una regione dove, del resto ha concluso, la figura femminile ha sempre svolto un ruolo eccezionale. Ed ora siamo ai vostri presepi con la rappresentazione della Natività della signora Teresa Lupis di Mestre, allestita con gli oggetti ricordo dei viaggi rimasti nel cuore. Quindi vediamo insieme queste bellissime immagini, subito dopo ovviamente le nostre previsioni del tempo. A me non rimane quindi che salutarvi, grazie davvero per averci seguito e buona serata. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Bentrovati al meteo. Domenica 12 gennaio sarà caratterizzata da un tempo stabile. L'anticiclone continua dunque a rimanere ben saldo sul nostro territorio. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto sole prevalente su tutti i settori, non sono attese piogge degne di nota. Il cielo sarà poco nuvoloso, solo con qualche foschia mattutina e poi anche in serata sulle zone pianeggianti. Temperature minime fino a -5 gradi, massime tra 8 e 9 gradi circa. Tempo stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole e solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime tra 8 e 9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui avremo un ampio soleggiamento e il cielo si presenterà poco nuvoloso. Temperature minime fino a -3 gradi, valori massimi sugli 8 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.